la Terra dei Dogi è sempre più importante? Beh, innanzitutto per un po' la motivazione che spiegavo prima, c'è un modo diverso di fare turismo e un modo diverso di proporre commercio e attività economiche e prodotti enogastronomici. Fra l'altro partecipiamo adesso a un progetto di notevole importanza con la Regione Veneto in cui si propone il turismo e l'enogastronomico, questo abbinamento di una città, perché città come Portogruaro sono città belle che fra l'altro partecipano anche ad associazioni di piccole città storiche, perché direi che la sfortuna di Portogruaro è che cosa? Che è una città talmente bella ma è una regione talmente ricca di cose belle da vedere e quindi viene un po' sminuita. Allora bisognava far valenza su quelli che sono i prodotti enogastronomici, su quelli che sono i prodotti del nostro territorio. Noi quindi abbiamo, oltre che una buona cucina, dei buonissimi vini e allora bastava solo abbinare le due cose e creare un mix vincente per poter dare un qualcosa di allegro, vivace e positivo alla nostra gente, ma non solo a Portogruaro, perché ormai ha una territorialità interregionale anche un po' dall'estero. Io dico sempre quando uno arriva in piazza a Portogruaro vada dietro, perché è forse più bella. Ecco, proprio su questo, scusi se la interrompo, le faccio notare che abbiamo all'interno di questa location di Portogruaro ogni borgo ha una sua struttura, c'è il borgo del pane, il borgo dell'artigianato, il borgo dei vecchi mestieri, ma c'è una cosa molto simpatica che noi organizziamo una gita in barca lungo il Lemene, perché anche i portoghesi non sono abituati a vedere dall'acqua la loro città e ne restano un po' estasiati, quindi durante questi 3 giorni ci sarà una barca che fa un tragitto molto bello dalla piazza della Pescheria, che diceva lei, arriva fino agli scavi di Concordia e dopo tornano, visitano gli scavi di Concordia, scavi archeologici e arrivano al museo di Portogruaro. Ci siamo accorti prima anche quando di questo. parlavo con il sindaco che dicevo forse 10 o più anni fa non vi ricordavate di essere belli anche voi, vi state accorgendo invece? Sì, ci stiamo accorgendo, ma perché la ricchezza del territorio, forse noi ci siamo accorti già prima, c'è qualcun altro che adesso si accorge di questa cosa, perché nel progetto enogastronomico che parlavo, turismo e enogastronomia, finalmente anche le spiagge hanno capito che il turismo è diverso, c'è un turismo intelligente, ma non è che ci occorreva tanto. Ok, allora dopo queste immagini vorrei passare la parola all'assessore alle attività economiche del Comune di Portogruaro, l'assessore Giorgio Barro. Però, assessore, io l'ho ascoltata nei precedenti interventi. Allora, Terra dei Dogi significa conoscere il territorio, ma significa soprattutto conoscere questi vini. Sì, esatto, chiaramente Terra dei Dogi in Festa non ci sarebbe senza la collaborazione di 25 cantine del nostro territorio che collaborano con noi, quindi tutte le associazioni di vino, tutte le 4 associazioni di vino collaborano per la creazione. Facciamo un diretta, allora torniamo con Giorgio Barro, l'assessore al Comune di Portogruaro. Sì, si stava parlando del vino e abbiamo visto questo bellissimo spot dei nostri vini, effettivamente anche lui è una delle persone che partecipano, è un promotore per quanto riguarda questa iniziativa, perché come parlavo prima del turismo e dell'abbinamento enogastronomico, anche le varie cantine hanno capito che il vino deve essere venduto collegato a un territorio per dare un'immagine e questa è una ricchezza, un valore aggiunto anche per loro perché non possono più limitarsi a una vendita di una certa maniera. Legare il prodotto a un ambiente è una cosa importante. La stessa cosa che fino a poco tempo fa il turista si fermava lungo le spiagge, adesso le spiagge stesse hanno capito che Portogruaro, Concordia, Sesto Oregano sono delle ricchezze da abbinare insieme e Terra dei Dogi in Festa, il progetto enogastronomico è un progetto... chiaramente è una quinta edizione vuol dire anche una conferma di un significato di un progetto, perché se dopo la prima si parlava terza, quarta o quinta, effettivamente quando inizia una prima volta si può dire che è il numero 0, perché essendo una iniziativa nuova devi tararla, devi capire il progetto, devi capire come funziona, trovare gli accordi con le cantine. E quindi arrivato alla quinta vuol dire che il progetto ha funzionato, è stato apprezzato, ha avuto anche un ritorno economico e un ritorno d'immagine. Sono convinto assolutamente che chi verrà a visitarci in questi giorni, l'8, 9, 10, non rimarrà deluso né di quello che proponiamo, perché ci sono sia convegni, spettacoli, ma anche perché la città direi che si veste a festa e sarà, se siamo
fortunati con il tempo, in questo periodo è sempre un po' difficile, e diciamo che Ci uno smetterà di più ora, speriamo, e penso che nessuno rimarrà deluso, anzi molte volte Portogruaro è riconosciuta come la città delle caserme o dell'autostrada, l'uscita che dovevi svincolarti per andare alle spiagge e per le code, direi. E cosa vuol dire? Però invece ha un centro storico che garantisco ci metterei non solo la mano ma anche la faccia che chi verrà a Portogruaro si troverà molto bene. Allora, Portogruaro, essendo una città d'acqua, perché c'è questo fiume, ha tutte le case del centro storico con degli bellissimi andrioni e qualche volta noi facciamo dei concerti con le case aperte, non dalla camera da letto ma nell'androne, e quindi questo permette non solo di visitare queste belle case che ci sono, ma di apprezzare un modo diverso. Io mi ero accorto che lei più che amministratore è un politico anche nell'altro intervento, però sì. va bene così.